Ne- Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno al professor Fabrizio Pezzani che come tutti i venerdì è con noi per commentare le principali questioni di attualità economica e politica. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a te Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a quelli che partecipano alla trasmissione. Allora, professore, entriamo subito nel vivo della discussione perché la mezz'ora scarsa si consuma rapidamente. L'altra volta noi abbiamo parlato del debito, della questione del debito pubblico americano in quel caso. Allora, sono usciti alcuni dati quest'estate, tu me li hai girati, me li hai riproposti, credo che valga la pena di rifletterne insieme a chi ci segue. Sono usciti alcuni dati a proposito del debito pubblico italiano. Il debito pubblico italiano intanto ha toccato la cifra, ha superato la cifra di 3.000 miliardi, no? 3.063 miliardi e rotti nel luglio scorso. Continua a crescere, ma non è questo il punto. Il punto è che nonostante sia stata dichiarata anche da questo governo, in particolare la volontà di metterlo sempre più nelle mani degli italiani, questo non è accaduto, perché la percentuale di debito nelle mani dei fondi stranieri è salita ulteriormente, i dati si riferiscono al marzo scorso, non è stata una progressione astronomica, però è salita dal 31,9 al 32,4% del totale. La quota di debito in mano alla Banca d'Italia è diminuita, è lievemente diminuita anche la quota di debito delle famiglie e delle imprese italiane dal 14,4 al 14,3%. In sostanza però, il dato di fondo è che solo il 14% del debito italiano è nelle mani degli italiani. Questo cosa significa? Intanto facciamo un ragionamento su cosa significa 3.000 miliardi di debito in assoluto, no? Il problema del debito non è tanto solo in termini assoluti, ma in relazione al prodotto interno lordo e in relazione a chi lo detiene, quello che dicevamo prima. Se è in mano straniera, di istituzioni finanziarie globali, se è in mano di italiani oppure no. Qual è il tuo punto di vista su questa questione? Il problema del debito è un problema antico, nel senso che tutti i governi che si sono alternati negli ultimi, diciamo, almeno 30 anni, hanno sempre posto come primo obiettivo la riduzione del debito pubblico e questo è sempre sistematicamente aumentato. Ora, il problema è come mai. Quindi il problema del debito ha una componente che dipende da noi e una componente che non dipende da noi. La componente che non dipende da noi, e la facciamo per prima, è sostanzialmente l'affermarsi di una finanza completamente distaccata dall'economia reale. Questo nasce nel 71, quando il dollaro viene sganciato dall'oro, e a quel punto la finanza diventa un sistema di ricchezza, di misurazione di ricchezza completamente staccata dal mondo reale e quindi legata soltanto a un calcolo di carattere numerico. Poi l'altro grande passaggio è stato nell'89, quando cade il muro di Berlino e quindi cade anche quella possibile resistenza alla invasività della finanza che era in mano agli Stati Uniti. Nel 91, guarda caso, il primo premio Nobel alla finanza viene dato a Markowitz per gli studi pionieristici nell'ambito della finanza. E dal 91 in poi la finanza ha progressivamente coperto quasi tutti i Nobel, diventando una sorta di verità incontrovertibile. Ora oggi abbiamo sistematicamente delle variazioni che contraddicono la finanza è di fatto manipolata sistematicamente. Allora, se guardiamo soltanto il rating, la Francia ha avuto una riduzione di rating
doppia A meno ad A più, gli Stati Uniti hanno la tripla A e noi abbiamo la tripla B, eppure dicono che noi stiamo andando meglio della Francia. Quindi è chiaro che il rating è una manipolazione sistematica e vorrei aprire una parentesi su un fatto quotidiano Sì. sostanzialmente di oggi, che Powell, il governatore della Fed, ha abbassato di 0,25 i tassi di interesse tassi di interesse americani. Ora, Powell contro Trump, che voleva che lui lo riducesse, ha sempre detto: io il debito, l'interesse sul debito lo riduco a condizione che l'inflazione si riduca e che l'occupazione aumenti. Va bene? Oggi lui riduce il tasso di interesse sul debito pubblico americano in presenza di una inflazione che sta crescendo e di un'occupazione che sta diminuendo. Quindi è esattamente il contrario di quello che diceva quando non voleva abbattere il tasso di interesse. Allora, è vera l'una o è vera l'altra? Qui siamo in una situazione di e questo non dipende da noi, dipende da coloro che gestiscono la finanza, che hanno di fatto lentamente spinto tutti i paesi occidentali ad indebitarsi. E questo è così per il Giappone, e per la Francia, per la Germania, per l'Inghilterra, per la Spagna. I paesi occidentali sono stati costretti a un progressivo processo di indebitamento e questa componente finanziaria non dipende tanto da noi. La parte che dipende da noi è un'altra, e cioè il 75% della spesa pubblica italiana che poi va a far aumentare il debito è spesa corrente, mentre solo per il 20% c'è una spesa per investimenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la spesa corrente, ed è difficile per questo motivo ridurre il debito. Perché non si riesce a ridurre il debito? Perché gran parte di questo debito, di questa spesa corrente, è spesa, fra virgolette, scusatemi, corrente. La spesa corrente in che cosa consiste? Consiste in stipendi, gas, luce, affitti, assunzione di personale, risorse date alle fondazioni, agli amici degli amici. Quindi la spesa corrente sostanzialmente è una spesa che è funzionale al mantenimento del consenso politico. Nel momento in cui tu devi fare il bilancio, come stiamo facendo adesso, c'è l'assalto alla diligenza, perché tutti vogliono una parte di risorse, perché devono dare i soldi all'amico, perché devono dare i soldi alla fondazione, perché devono dare i soldi a quella regione, perché ci sono le elezioni. Allora, se ci sono le elezioni, quindi la componente, fra virgolette, corrente è il principale ostacolo alla riduzione, Ecco, perché la spesa corrente è usata per ottenere consenso. Il problema qual è? Il problema, come accennavi tu, è che il debito progressivamente è finito nelle mani di investitori esteri. ecco, questo è il punto sul quale volevo sollecitare una riflessione tua più approfondita. Allora, abbiamo detto prima, dati di luglio, il 32% del debito italiano pubblico è nelle mani di non residenti, cioè investitori finanziari o eventuali singoli investitori non italiani. E ti do anche qualche altro dato, me li hai girati tu. Il restante 70% come nelle mani di chi è? Per il 20% Banca d'Italia, per un altro 20% banche centrali o banche in generale, per il 12,4% istituzioni finanziarie come la Cassa Depositi e Prestiti e, come dicevamo, solo il 14,3% è detenuto da famiglie e singoli investitori italiani. Questo cosa significa? Perché io ho sempre letto che il Giappone ha un debito pubblico anche molto superiore al nostro, però molti osservatori, molti analisti dicono lì non è un problema perché ce l'hanno tutto in mano loro. E non mi sembra che i giapponesi siano gli ultimi arrivati in fatto di sviluppo. Il fatto che il debito pubblico del Giappone sia perfino più alto del nostro, ma meno preoccupante perché è in mano loro, rende il nostro più preoccupante perché ce l'abbiamo poco in mano, oppure la garanzia che ce l'abbia Banca d'Italia, un po' di banche italiane, Cassa Depositi e Prestiti è sufficiente per non farci preoccupare, perché altrimenti siamo sempre un po' a rischio, no?
Questi ti Noi vendono il siamo debito, ti cacciano in una situazione come quella del 2011, il famoso baratro di Mario Monti. esattamente, esattamente. Quelle sono operazioni fatte contro, non stiamo qui a ricordarla, ma è di un'evidenza lampante di come quell'operazione sia stata montata ad arte per far saltare un esecutivo sostanzialmente, no? Cioè i dati sono di una verità incontrovertibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il 32%, se tu hai un debito, d'accordo? E una parte del tuo debito è in mano a dei tuoi amici, diciamo così, e una parte del tuo debito è in mano, fra virgolette, a quelli che potrebbero essere considerati usurai. Mm? Allora, che cosa vuol dire? Che quel 32% del tuo debito che è in mano a soggetti che tu non controlli, questi possono fare operazioni nei tuoi confronti estremamente Sì. pesanti. Per esempio, cosa possono fare? Possono d'improvviso buttare sul mercato una quota dei tuoi titoli di debito. A questo punto quello che è successo esattamente nel 2011. Che cosa hanno fatto per far aumentare lo spread e abbassare il rating? Hanno messo sul mercato, tra questi la Deutsche Bank, per esempio, tra questi la Deutsche Bank, hanno messo sul mercato una quantità enorme di titoli del debito pubblico italiano che avevano in pancia. Alcuni li avevano, altri li hanno messi sul mercato allo scoperto, cioè non ce li avevano, ma li hanno venduti, ovviamente ripromettendosi di ricomperarli prima di chiusura delle aste. Che cosa succede? Che quando tu butti una massa di titoli sul mercato e non hai la domanda, per la regola della domanda e l'offerta, Mm. il tuo sistema salta, per cui i prezzi crollano, perché tu vuoi vendere e non c'è nessuno che vuole comprare, per cui è evidente che il valore del tuo titolo crolla. E cosa avevano fatto le banche? Avevano venduto allo scoperto i titoli, hanno fatto abbattere il valore e li hanno ricomperati a un valore più basso. Quindi la prima tosata della pecora, poi c'è stata la seconda tosata. Ora però tu non puoi uccidere la pecora, perché la pecora se la uccidi non ti dà più la lana. Quindi il fatto di avere il 32% del Mm. tuo debito in mano a soggetti che gestiscono il mercato e per il 30% possono deciderti di fare aumentare lo spread dalla sera alla Ecco, mattina. allora professore, fammi fare un'osservazione e dimmi se è corretta o meno, no? Questa debolezza, perché se il tuo debito è nelle mani altrui, tu non sei più padrone, sei più debole, no? Questa debolezza cosa significa? Che devi pagare più interessi. Infatti, Certo, forse non tutti sanno che l'Italia è il paese che paga più interessi sul proprio debito pubblico in tutta l'Unione Europea, addirittura più di Ungheria, Grecia e Spagna. Questo naturalmente significa essere più deboli. Punto primo. Punto secondo, il fatto che il debito sia nelle mani di qualcun altro, no, è stato reso plasticamente evidente dal fatto che la Presidente del Consiglio Meloni nell'autunno scorso, prima della precedente finanziaria, ha incontrato Larry Fink, l'amministratore delegato del fondo BlackRock, che è il più grande fondo di investimenti al mondo, no? Ha una potenza di migliaia di miliardi, una roba incredibile. È 4 volte il debito pubblico italiano, quindi mi sembra oltre i 12 mila miliardi di massa finanziaria gestita. È stato accolto a Palazzo Chigi per un approfondito scambio di vedute su possibili investimenti del fondo americano in Italia, è stato detto, no? Questo significa che tu comunque di questi padroni esteri, tra virgolette, devi tener conto, no? Queste due osservazioni sono sensate o fuorvianti? sono assolutamente sensate. Che cosa succede? Che quando, e questo è il dramma in cui noi ci troviamo, che è cominciato nel 1991, perché che cosa succede? Che quando tu sei così indebitato, in un mercato che gestisce lui l'andamento dell'offerta e della domanda e se ti vuole mettere in difficoltà, come abbiamo detto prima, lo fa perché ha i mezzi per poterlo fare, sbatte sul mercato una quantità di titoli senza domanda e questi crollano. Nel 91 cosa è successo? Che di fronte alla crisi finanziaria il paese, sul Britannia, il famoso panfilo della regina Elisabetta, con Ciampi, Draghi e Prodi, hanno venduto le partecipazioni statali
ha dei prezzi di saldo. Quindi se tu sei indebitato e hai un patrimonio, vendi il patrimonio per coprire il debito. E questo è successo anche adesso, perché i fondi, non c'è solo BlackRock, c'è Vanguard, State Street, poi ci sono le altre banche, JP Morgan, eccetera, che hanno comprato quote importanti non solo del debito, ma hanno comprato quote importanti di aziende del nostro paese. Quindi se io prendo le banche, non sento la voce. Ecco, scusami professore, si stavo dicendo a proposito di quello che tu hai appena detto, che mi ha molto colpito il fatto che, ed è abbastanza recente la notizia, BlackRock, il suddetto fondo di investimenti di Larry Fink, si sia preso anche il 5% di Monte dei Paschi di Siena, che è uno dei tanti investimenti che BlackRock ha fatto in Italia, perché tra gli altri ci sono anche l'ex Finmeccanica, Leonardo e tanti altri investimenti. E Però anche le altre banche, e anche le altre banche, moltissime, perché le c'è altre, da Intesa, c'è Unicredit in Unicredito, giù. c'è la Certo, certo, BPM. certo, certo. Questo cosa significa? Questo significa che tu hai sostanzialmente, è come se tu fossi in una società, d'accordo? Dove il 30%, il 35% della tua società è in mano a un soggetto che è più forte di te. Quindi tu hai il 68%, diciamo, della proprietà del paese, ma il 32% è in mano di un soggetto che è più forte di te. E tu, oltretutto, sei debole da questo punto di vista perché sei indebitato. Ed essendo indebitato di fronte al Fondo Monetario Internazionale che ti chiede di ridurre le posizioni di debito, tu che cosa fai? Cerchi di vendere le tue aziende. Ed è qui il casino, perché noi ci stiamo mangiando il patrimonio. Facciamo un No, esempio in poi modo c'è che... un'altra, ecco, no, scusa, non per interromperti, ma c'è un'altra cosa, mentre tu parli mi vengono in mente le cose, perché tu hai ricordato giustamente che il fondo americano BlackRock non ha soltanto preso il 5% di Montepaschi, ma è fortemente presente in Intesa, San Paolo, Unicredit, Banco BPM e BPR, cioè le principali banche italiane. Ma la cosa che mi ha colpito è che il numero uno del BlackRock, Larry Fink, lo ha detto esplicitamente, noi ci stiamo espandendo in tutte le banche, non solo italiane, ma anche europee, perché il disegno è europeo, per costruire un sistema bancario europeo unificato, ha detto il finanziere americano. La cosa è incredibile. Noi abbiamo una banca centrale europea che non si capisce a cosa serva, abbiamo un'Unione Europea che non si capisce a cosa serva e il sistema bancario europeo unificato lo costruisce il finanziere americano. Sospetto che ci sia qualcosa che non va, professore, Ma no? è ovvio che c'è un'occupazione voluta e non posso dire criminale, ma insomma un'occupazione, no? L'aggettivo poi lo troveranno gli altri. Un'occupazione, cioè io gestisco, allora io sono nella situazione di gestire il mercato finanziario perché ho nelle mani il mercato finanziario, sono io che lo governo. Mm. Sono io che faccio andare su e andare giù i titoli, sono io, perché questa finanza l'ho costruita a suono di premi Nobel, di collusioni con la finanza, con la politica e con l'accademia. Prova ne sia che il World Economic Forum, quello che si svolge a Davos tutti gli anni, i presidenti, chi sono diventati? Guarda caso, sono diventati Larry Fink e questo Hoffman, che è il vicepresidente della Roche. Quindi Cioè un'azienda farmaceutica. un'azienda farmaceutica, d'accordo? Quindi che cosa succede? Che sei in mano a un soggetto che, diciamo, ha il diritto di veto, non necessariamente di voto, ma di veto sì, perché queste partecipazioni si traducono poi nell'avere dei posti nei consigli di amministrazione e quindi possono orientare le politiche dei singoli soggetti di cui loro sono azionisti. Questo è importante. L'altro aspetto, quando io dicevo è un impoverimento del capitale, cerco di fare un esempio per farmi capire, d'accordo? Supponiamo che una persona abbia un appartamento di sua proprietà, va bene? E per una serie di motivi si indebita e il debito che lui crea deve essere ripagato perché è in mano a soggetti che non gli consentono il rinnovo del debito o glielo consentono a condizioni sempre più onerose. Non arriviamo all'usura, ma è una cosa di questo genere. Allora questo signore cosa fa? Dice: vendo l'appartamento. Io vendo l'appartamento,
con quello che ricavo dall'appartamento pago il debito. Quindi nel prospetto di stato patrimoniale del nostro amico, lui che cosa si trova? A non avere più un debito, ma a non avere neanche più l'appartamento. E non è nelle condizioni di ricostituire la ricchezza. Quindi tu che cosa stai vendendo? Stai vendendo delle partecipate, stai vendendo delle partecipazioni per ridurre il debito, ma non sei nella condizione di aumentare la posizione del patrimonio perché l'hai venduto. Quindi una volta che tu hai venduto il patrimonio, non c'è più quel valore di economia reale perché l'hai venduta. L'hai venduta per coprire un debito, ma tu sei in una situazione in cui la tua gestione è fatta sistematicamente per generare debito, perché sei stato messo in una situazione, tra virgolette, criminale in cui tu sei costretto continuamente a indebitarti, per esempio sotto forma di interessi. Professore, questo aspetto è chiarissimo, no? E ci porta a un altro aspetto. Dicevamo prima, il debito in se stesso va messo in relazione anche al cosiddetto PIL, prodotto interno lordo, per capirci a quello che si produce e si genera con l'attività produttiva, mettiamola così, in senso lato, Sì. diciamo. Allora, se tu, come hai appena detto, questo debito non ti serve per produrre, è già, diciamo, un debito speso male. Ma il Certo. problema è che a prescindere dalla massa del debito, che è crescente, vista la spesa per interessi, che, ripeto, in Italia è assolutamente rilevante. Scusa Giulio, sottolineerei non solo la spesa per interessi, ma l'uso funzionale alla raccolta del consenso che aumenta la spesa corrente. Certo, certo. Detto questo, a maggior ragione uno dovrebbe dire, certo, però se il paese crescesse, avesse un'economia sana, Certo, tutto sarebbe certo, sopportabile. Il certo, problema è che invece il paese non cresce da tanti certo, anni. La certo, produttività si è abbassata e si è ridotta. E un certo. altro indice che molto spesso non entra nel ragionamento economico, ma sul quale tu mi richiamavi, credo giustamente, è anche quello della denatalità. Il fatto che un paese non cresca è rispecchiato anche dal fatto che non cresce numericamente come popolazione, o no? Allora, hai perfettamente ragione. È ovvio che se il signore che ha venduto l'appartamento, d'accordo, ha delle entrate che non gli consentono di risparmiare, perché queste entrate sono bruciate continuamente dalle spese, è ovvio che questo signore si troverà senza appartamento e con una situazione che lo porta a un debito crescente. Allora, tu puoi avere un debito elevato, ma devi avere un PIL che cresce, perché se il tuo PIL non cresce, il tuo debito che fine fa? Cioè, gli Stati Uniti sono in una situazione drammatica, vanno verso i 40.000 miliardi di debito e nei primi mesi di quest'anno hanno speso per quasi 4.000-5.000 miliardi e ne hanno incassati 3.800. Quindi tu sei in una situazione in cui la tua gestione genera debito, ma non genera la capacità di coprire il debito. Certamente questo aspetto va collegato anche, secondo me, a un fatto molto importante, che è la denatalità. La denatalità e il fatto che, diciamo, in 2000 anni di storia, chi ha studiato la storia, insomma, no? Chi ha studiato la storia, ha scritto, perché ha visto e ha studiato, che tutte le volte che ci sono delle crisi economiche, ci sono delle crisi di natalità, tutte le volte, no? Ora, noi siamo entrati in una situazione, il Giappone per esempio ha una pesante crisi di denatalità. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che i vecchi anziani aumentano, aumenta la spesa sanitaria per sostenerli, ma non aumentano le entrate previdenziali perché il numero degli occupati è più basso. Quindi tu vai verso una situazione in cui tendono ad aumentare il valore delle pensioni, ma non aumentano di pari passo il valore delle previdenze pagate. E quindi questo è un fatto, secondo me, importante. Da noi questo è il riflesso, a mio parere, di una situazione culturale che è collassata, no? Dove sei in un sistema dove la gente pensa in un modo estremamente egoistico, aggressivo e pensa soprattutto all'apparenza. No? Sei in un sistema estremamente materialista che basa tutto sull'apparenza, quindi il modo in cui ti vesti. Io parlavo con uno che ha una
ragazza di 12 anni, no? Che non si sente apprezzata dai compagni se non è magra e quindi è diventata anoressica, 12 anni, d'accordo? Allora è Sì. chiaro che abbiamo il problema di combattere l'età, quindi tutte queste creme, non creme, eccetera. Quindi questo aspetto diventa estremamente importante e noi stiamo perdendo di vista quello che è la realtà, cioè una relazione con i sentimenti, con una maggiore spiritualità. La gente pensa al bene personale ma non il bene comune. Quindi noi siamo entrati in una fase, tra virgolette, distruttiva della società. Io guardavo l'altro giorno, ma l'hai visto anche tu, forse tu anche fisicamente, a Milano alle 5 del mattino la coda per andare a fare la comparsa, no? Nel film di Il diavolo veste Prada, insomma. Attenzione, lì No? stiamo parlando di gente stagionata, dai 30 anni in su, perché questa era Sì, la richiesta. eh, Non di eh, ragazzini. ma stiamo parlando di 2.000-3.000 persone, non è che Sì, stiamo certo, parlando di e di una 10 certa persone. età, non di No. ragazzini di 12 Ecco, anni. e questo fa, io ho citato l'Italia e un po' l'Occidente, no? Te lo dicevo per telefono ieri, come il ritratto di Dorian Gray, no? Che Il grande ricorda un romanzo po', di Oscar Wilde. sì, che ricorda un po' il Faust di Goethe, dove questo soggetto vende la propria anima per vivere una vita dissoluta, di piacere, fine a se stesso, e il quadro che lo rappresenta, cioè il quadro di Dorian Gray, no? Invecchia al Invece posto suo. va al posto suo e si invecchia. E si invecchia sempre di più, lui continua a essere bello, dissoluto e non pensare a nulla, e però la realtà è finché a un certo punto lui vede questo quadro, no? Non lo sopporta più e gli pianta una coltellata per rompere la tela, ma in quello stesso momento si pianta una pugnalata in corpo e muore. E così finisce il libro di Dorian Gray. Ed è così, cioè viviamo in un contesto dove la gente pensa soprattutto a come apparire, no? All'apparire, a quello che hai, a una funzione personalistica, materialista all'eccesso. Insomma, abbiamo un crollo anche nella religione, nella religiosità, le chiese si stanno spopolando, l'Europa che nasce come paese, unione di paesi cristiani, la cristianità non sa più neanche bene che cosa sia, insomma, no? Quindi siamo di fronte a una crisi di valori e questa crisi di valori si riflette poi in una crisi economica, in una crisi Ecco, finanziaria. questo è il punto, no? Perché come abbiamo sempre osservato, come tu hai sempre sottolineato in questa rubrica nel corso di queste nostre conversazioni, l'aspetto, diciamo, valoriale, poi lasciamo perdere il discorso di fede che è una dimensione, diciamo, uno può avere o non avere, però Certo, fede come insieme di valori, come mettiamola insieme così. di valori. Il discorso valoriale non è slegato dal discorso economico, perché l'economia alla fine è una delle manifestazioni dell'essere umano e l'essere umano è fatto Certo. anche di valori, di scelte che fa in base a quei valori. Quindi diciamo, tu hai introdotto il tema della denatalità collegandolo al quadro valoriale d'insieme, ma questo ha pesanti effetti sull'economia, non è un affare, diciamo, secondario, no? No, anche perché in realtà se noi andassimo a esaminare i dati della denatalità, noi dovremmo correggerli, perché noi parliamo di denatalità in senso assoluto, mentre invece dovremmo distinguere di denatalità in famiglie di bianche, diciamo di pelle bianca, e della natalità invece, non denatalità, delle famiglie di colore. Per cui che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la denatalità è più forte nelle famiglie che sono di pelle bianca, insomma, mentre è molto meno presente nelle famiglie di colore. E per cui nell'America è molto più forte, per cui gli Stati Uniti fra un po' di anni si troveranno una popolazione di ispanici. No? E quindi noi abbiamo una progressiva sostituzione all'interno delle categorie sociali di soggetti non europei, diciamo, a soggetti europei. E ha colpito anche nelle manifestazioni che ci sono state ai campionati del mondo a Tokyo, che hanno vinto degli italiani di colore. Hanno vinto il salto in lungo un italiano di colore, l'ha vinta nei 100 metri, quindi abbiamo un cambio sostanzialmente.
lentamente, no? Per cui l'Italia si sta lentamente terziarizzando, no? Mentre quelli che vengono hanno più spinta a crescere perché vengono dalla povertà, noi abbiamo una minore spinta, no? E questo comporta da parte dei giovani una perdita, fra virgolette, di valori. Ora, una società nella storia non va avanti se non ha una visione anche fideistica, no? E mi ricordo che Arnold Toynbee, che è stato un grande sociologo e studioso, scriveva che noi abbiamo occidentalizzato il mondo, no? E diceva però noi l'abbiamo occidentalizzato con i nostri modelli di vita e di consumo, non con i nostri valori spirituali. Per cui che cosa succede? Diceva la Cina, noi l'abbiamo occidentalizzata e abbiamo diffuso i nostri modelli di consumo e i nostri modelli di vita, ma per fortuna loro la fede marxista è stata quello che gli ha consentito di sopravvivere, perché una società non può vivere senza un briciolo di visione spirituale, e questo secondo me è un aspetto molto importante. Allora, professore, dobbiamo chiudere la conversazione. Io ti ringrazio come al solito. Chiudo però, abbiamo veramente meno di un minuto, ma te lo devo far fare un commento, con una notizia fresca fresca. Alberto Nagel si è dimesso da amministratore delegato di Mediobanca, con una lettera ai dipendenti dove ha citato Orazio, un poeta latino: Grecia capta ferum victorem cepit, vale a dire la Grecia conquistata ha conquistato il selvaggio vincitore, che in questa fase dovrebbe essere Montepaschi Siena il selvaggio vincitore. La Grecia conquistata è Mediobanca, e Nagel spera che la Grecia conquistata possa farsi sentire comunque, e far prevalere il proprio spirito, quello di Mediobanca, dentro il selvaggio vincitore che è Montepaschi. Mi hanno detto prima che Montepaschi è stato preso in parte dal Fondo Americano di Investimento. Abbiamo commentato a suo tempo l'operazione Montepaschi-Mediobanca. Commento tuo velocissimo per salutarci. Che i salotti buoni sono da tempo si sono chiusi. Lì il Mediobanca era stata creata a suo tempo da Raffaele Mattioli e poi da Enrico Cuccia, poi da Maranghi, poi alla fine è arrivato Nagel, però poco alla volta questo salotto cosiddetto buono milanese si è svuotato di contenuti, si è svuotato di pensieri, ma non ci sono più i grandi industriali che c'erano una volta, i grandi pensatori che c'erano una volta. Quindi paragonarsi alla Grecia capta, cioè alla Grecia degli È un po' Aristotele, degli troppo, Socrate, diciamo. dei Platone, mi sembra un po' troppo, insomma. Quindi c'è da rivedere anche perché lui alla fine, se voleva salvare Mediobanca, avrebbe dovuto capire prima da che parte veniva il vento. Lui è stato fermo, non l'ha fatto e ne ha pagato le conseguenze. Lui sapeva perfettamente che Milleri ce l'aveva con lui e lui doveva capire ed anticipare le mosse di Milleri e poi di conseguenza quelle di Caltagirone. Dunque, Mediobanca si romanizza, mettiamola così. Intanto io Sì, ringrazio il professor Fabrizio Pezzani, grazie professore come sempre e buona fine di settimana a tutti. grazie a voi tutti. Nel salotto buono non si parla più il milanese ma il romanesco.